La vera sfida è capire come gestire questa fase. Riaprire, voce del verbo soffrire. Sì, perché tra scuola, trasporti, ristoranti e coprifuoco non si trova la quadratura del cerchio e le attività produttive lanciano un grido di dolore. Nel Veneto, che fa numeri da zona gialla con l'epidemia in ripido calo, il nuovo decreto richiama più fischi che applausi, più critiche che lodi. Con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema e teatri e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo. E Luca Zaia è il primo che, innanzitutto, rilancia il tema della presenza al 70% nelle scuole, perché le regioni, con i trasporti ridotti a una capienza del 50%, potevano sostenere un ritorno in classe del 60% degli studenti, mentre il Consiglio dei Ministri, dopo aver sentito le regioni, ha ugualmente fissato il livello della presenza a scuola al 70%. Occhio all'agenda metropolitana che basta prendere autobus, perché non ci sono. Tanto è vero che siamo stati ascoltati e hanno chiuso la riunione dicendo faremo un 60%. Se poi uno entra Papa in Consiglio dei Ministri e esce Cardinale, sto parlando che sto 60 diventa 70, qualcuno mi dovrebbe spiegare la ratio di portarlo a 70. Anche lì noi chiediamo che si torni al 60%, come inteso, perché altrimenti sballa tutto. Le regioni, che si sono incontrate anche questo pomeriggio, avevano chiesto anche che il coprifuoco fosse portato dalle 10 alle 11 di sera. Ma voi andreste in vacanza, o meglio ancora, comprereste un pacchetto di viaggio da fare, che so, a luglio, agosto, sapendo che c'è il rischio che dovete chiudere in albergo o nella tenda se andate in campeggio alle 10 di sera? Cioè, è inevitabile che uno si guardi in giro e dice va, forse che c'è anche a posti dove non c'è il coprifuoco. Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo. Sul fronte dei ristoranti, le regioni prevedevano aperture a pranzo e a cena con i distanziamenti tra i tavoli, che sarebbero aumentati in caso di innalzamento del rischio con le zone rosse. E Luca Zaia spera che il governo sulle restrizioni faccia una marcia indietro. Spero vivamente che il Presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier e ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma, un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no?